E l'entusiasmo o vino? Deve essere chiunque, nel senso, attenzione, non possiamo avere la rete, bene buono. Facciamo innanzitutto un applauso agli sposi, aiuto. Giorno meraviglioso, il giorno del matrimonio. Il giorno del matrimonio è un giorno bellissimo. O viaggerò tutto a posto. Poi quando sono a casa c'è un bordello, non mi voglio scoraggiare a maretta, allora, ma facciamo anche il nonno che va a iniziare a fare un nonno stasera. Sì, già ma già stiamo fermi, no, ci spariamo volentieri. Grazie. È bello che mi chiamo nonno drogato. E mo dico pure un'altra cosa, quando stiamo in mezzo a io, giuro, io e Cino fastidio, passare un tipo c'è drogato, ci giriamo tutti e due, che allora, non ci ha facito non ci trovasse, tu dici, se ci prende la fotografia, devo dire, lo dico per te, un po' fatto bene. Chi sto cacciando? Sono organizzato. Allora io però voglio cominciare stasera, poi facciamo sicuramente anche il nonno, però voglio fare come faccio ogni volta, parlando anche di me, perché anche io ho i miei problemi, anche io ho i miei... Uno si vede, no? Allora, io ci faccio fatto sì. Allora la signora può parlare ricetta, sei un po' robusto. Come si dicesse vicino a uno senza capire ti fa la fila a mezzo. Perché diciamo la verità, io questo problema ce l'ho già quando sono nato, A me già quando mi ha portato la cicogna ha fatto 3 viaggi. Pure ride ma la cicogna sa visto brutto. Oh no, non ci voglio. Devo fare un quarto d'ora, non ti fa prestare zitto. Non ti basta, no? E vediamo che la droga gira anche qua. State dando quanto difficile stasera. Ce la facciamo, non mi preoccupare. Ci riusciremo. Allora, stiamo dicendo. E quindi la vita di un ragazzo non è facile, guardate che anche andare in farmacia, che è una cosa normalissima, per noi può diventare un problema. Perché in farmacia che noi pensate mettere? A bilancio. Ma fino a quando si richiede bene il bilancio in moto, tutta la sera nella farmacia. Sai che un colpo a bilancio? A te c'ho 2 euro. Tu se la vai. Allora finire il vostro corso. Ah no, scusa, non stai facendo così. Allora tu se la vai un attimo a casa. Invece la tecnologia che pensate di fare? Le bilance che parlano, che alluccano. 150 kg! Ci tiene un problema, ma guardate parlando, sto pavagnetto lo sangue, no? Oppure il bilancio c'è scritto salire, come sai che la coppa scendere, che scendere, non fai male, scendere! Oppure il bilancio che come sali sopra, una alla volta, per favore. Sono solo io! Io ma fratello non mi ci mai capito perché tutte le cose che fanno male, a noi che ci fanno bene. Uno rimane appena con la macchina, 10 km per gli appia benzina. Ma gatto, ti fa bene! Che a me fa bene! Se scassa l'ascensore, 7 per a pelle, fa bene! Posso uscire un soldo, ti fa male! Allora fammi decidere, a me che mi fa bene! Grazie! Perché un pullman che per legge da portare 40 persone, a Napoli normalmente ci vanno 640. Un pullman non ce la fa fare, si aiuta, tu vai tutto quanto su, ti ha colpiato. Buttiamo la bascia, ci salviamo. Anche se non mi abbasciato scemo come voi ci salviamo stesso. Ma mi sta solita a supermarket. E poi mi fanno incazzare pure chi di là che vanno in palestra. Ci sono quelli che vanno in palestra, qua uomo. Non va in palestra. Vai in palestra. A squadra. Allora, ma tu fai sport. Tu fai sport. Tu è virindo, a me mi fanno incazzare. Il Big C. Quando cammino non ci sono manco i bracci, no? Per esempio, quando dici sempre la stessa domanda, tu come scende da presto, guarda, hai preso gli amminoacidi? Non so, non so grazie, non so, hai preso. Cioè, ma sono buoni gli amminoacidi, non sono buoni, se quando fanno delle fritte, no, allora ti mai non fanno. E ti guardano come se tu dissi una malattia infettiva. E ti fanno sempre la stessa domanda. E perché loro si sentono il Big G, mette la narice nel suo Big G, proprio. Io sono Big G. E io sono Ciccio Bello, come mamma fa? Ma vuoi smettere di fare lo spiritoso? Sai che se mi tocca quando ti parte un colpo di distruggo? Sono Big G il distruttore. E tu vuoi tutto, sai tocca la pancia ci puoi fare, Ciccio Bello e sputa a zero.